Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Udinesismi, puntata che sarà veramente ricca di argomenti. Partendo da una domanda, soprattutto, perché un club che è da 13 anni ad alti livelli in Serie A viene spesso criticato anche in casa propria e non arriva ad attirare l'attenzione anche dei suoi tifosi? Citiamo per iniziare subito un pezzo di un articolo uscito sul Friuli la scorsa settimana. Il calciatore ideale per il tifoso friulano, scrive Andrea Ioime, dovrebbe essere come una pietanza passata al microonde, freddo all'esterno, bollente all'interno. Ecco, di questo e di altro andremo a parlare con i nostri ospiti che andiamo subito a salutare. Partendo dalla nostra sinistra salutiamo appunto Andrea Ioime, vice direttore del Friuli. Buonasera a tutti. Salutiamo Claudio Sallusti, responsabile di HS01 del marketing dell'Udinese Calcio, che è tornato gentilmente a trovarci. Buongiorno. E salutiamo Massimo Oliva dell'AUC, Associazione Udinese Club. Buonasera a tutti. Dunque, la domanda è inquietante. Cerchiamo subito una vostra risposta. Perché un club come l'Udinese, ad altissimi livelli ormai da 13 anni, viene spesso criticato anche in casa propria e non arriva a superare quel tetto di abbonati che sono oramai lo zoccolo duro presente allo stadio? Partiamo da Andrea. Se lo sapessimo probabilmente avremmo risolto molti dei problemi di questi anni, no? L'abbandono progressivo dello stadio e, come dicevi tu, è rimasto praticamente in mano a uno zoccolo duro che per fortuna c'è, però effettivamente forse è troppo poco per quelle che sono le aspettative dello stesso pubblico, perché è un po' come il serpente che si mangia la coda. È chiaro che se Udine fosse una squadra comunque di metà classifica, una squadra cosiddetta provinciale, con un pubblico abbastanza limitato, con la concorrenza anche di altre città vicine, insomma non ci si potrebbe lamentare più di tanto. È chiaro che nel momento in cui questa squadra ha comunque una sua storia, ha avuto dei campioni e continua ad avere giocatori da nazionale e soprattutto ha delle aspirazioni che vengono portate avanti sia dalla dirigenza che dal tecnico di turno, ma anche dagli stessi tifosi, insomma allora è chiaro che insomma, tutto questo lamentarsi che ogni tanto echeggia in queste gradinate semivuote, insomma, un po' fastidio dà. Ecco. Sinceramente ci sono sempre stati negli ultimi 25 anni di storia dell'Udinese questi alti e bassi causati da improvvisi innamoramenti per giocatori, per schemi, per allenatori e poi grosse delusioni. Però ormai sono un po' di anni che questo trend insomma, al rialzo è un po' ridotto, cioè, sembra un po' come la borsa valori, no? Cioè, a scendere si sta poco, a riprendere si fa un po' fatica. E sinceramente insomma, vedere sempre uno stadio semivuoto credo che freni molte cose anche dal punto di vista proprio delle performance, ma anche imprenditoriale, esatto, da parte di Pozza. Ecco, Claudio, voi dal punto di vista del marketing, voi è ormai qualche anno che siete a Udine, la realtà che avete trovato è davvero così difficile? Cioè il friulano è difficile da convincere? Quanto ha influito anche Calciopoli? Perché in effetti ci sono state anche circostanze esterne che possono aver contribuito a un disaffezionamento del calcio più che all'Udinese. Comunque rimangono delle cifre, anzi vorrei anche subito fare un passettino in avanti e chiedere anche un tuo commento rispetto a una statistica che è uscita qualche settimana fa su un quotidiano nazionale in cui l'Udinese era 13ª come media pubblico e addirittura tra gli ultimi posti come media audience televisivo satellitare. Ecco, vi aspettavate voi questa realtà? Queste cifre sono veritiere? Allora, secondo me la statistica è interessante, offre degli spunti di riflessione, sicuramente è stata fatta seriamente dalle persone, credo che siano statistiche della Lega, però secondo me non danno una visione piena, una visione completa di quella che è la situazione anche riguardante l'Udinese. Questo per vari motivi. Innanzitutto perché riguardano solo metà campionato e lì bisogna vedere anche un po' il calendario. È chiaro che se tu hai giocato in casa con delle piccole squadre hai una certa audience, se tu hai giocato in casa con l'Inter, Milano, Juventus, cosa che quando sono uscite le statistiche per esempio nel caso dell'Udinese non era successo, hai un'audience diversa, per cui credo che alla fine del campionato, quando queste statistiche saranno rifatte,
la posizione dell'Udinese sarà diversa. E poi c'è un secondo fattore, non so se tengono in considerazione diciamo l'audience solamente, come penso, solamente l'audience nazionale. Sappiamo, voi mi insegnate, i friulani nel mondo che seguono molto l'Udinese in televisione. E credo anche sul vostro sito avete anche segnali molto chiari in questo senso, no? Per cui di questo non viene tenuto conto, credo, in queste statistiche. E poi c'è un terzo fatto che ho notato venendo da fuori, che qui in Friuli c'è molto il senso della comunità e spesso, quasi sempre vedo che quando ci vedono le partite non sono mai la singola persona, ma ci tendono a riunire magari nei club o nei locali. E vorrei capire se queste statistiche tengono conto anche di questi dati, che sono chiaramente difficilmente misurabili, perché se noi, un conto se siamo noi tre davanti alla televisione, un conto se c'è una platea di 30 persone. Ecco. Certo. Per cui sotto questo aspetto credo che queste statistiche alla fine vadano prese, sì, ripeto, come spunto di riflessione, però un attimino con le molle. Come tutti i numeri chiaramente hanno varie possibilità di essere visti. Però rimane il fatto che, ad esempio, in Udinese-Juve, scontro diretto, a detta di tutti, per la Champions League, lo stadio era per metà colorato del bianconero sbagliato, tra virgolette, quello non dell'Udinese ma della Juve. Ecco, in questo ambito la UC come si sta muovendo? Cioè, sappiamo che cerca di fare sacrifici per cercare di incentivare le persone ad andare allo stadio, però forse in questo momento, oltre appunto, come si era detto prima Massimo, lo zoccolo duro, non si arriva a portare oltre. La UC in questo si sente in parte, magari non dico responsabile, ma comunque sente di non riuscire a convincere tutti i friulani a seguire una squadra che sta andando bene, o comunque sta facendo il massimo per quelle che sono le possibilità attuali, visti anche i costi dei biglietti che andremo ad affrontare dopo come tema? Ma io penso, intanto premetto che secondo me 13.000 abbonati per una città come Udine non sono così pochi, anzi ritengo che sia un buon risultato. Poi di questi tempi, visto tra le nuove norme che sono state attuate, tra calciopoli, per vari fattori, penso che 13.000 abbonati siano comunque un buon risultato per Udine. Ciò non toglie che vedere uno stadio più di metà juventino, ad esempio con Udinese-Juventus, è stata una cosa abbastanza desolante, anche perché una squadra come l'Udinese merita, secondo me, maggiore apprezzamento, soprattutto in casa propria. E vedere tutti quegli juventini è stato abbastanza irritante, ecco, a dir poco. La UC si sta cercando comunque di portare sempre più gente allo stadio, ma è veramente difficile. Ecco, perché ormai lo stadio si riempie solamente con le 3 cosiddette grandi squadre, mentre nelle altre partite c'è lo zoccolo duro e il numero di paganti è veramente esiguo. Ecco, si dice, faccio a tutti e tre questa domanda, uno stadio probabilmente da 25.000 posti, con una media di 16-17.000 abbonati, naturalmente uno stadio confortevole, con tutte le tecniche all'avanguardia che ormai sono consone agli stadi fatti per il calcio in Europa, potrebbe aiutare a invertire la tendenza. Questo è un problema generalizzato in Italia. A Udine sappiamo che la società